Giorno 36. Giorno 94. La nottata passata a casa di Régis e Muriel è stata veramente importante per riposare un po'. La schiena di Marta è migliorata un sacco e sicuramente anche il nostro umore. Non me l'aspettavo, è buono. E prima di ripartire ho voluto provare la colazione tradizionale del paesino da cui provengono loro, nel nord della Francia, cioè un formaggio di nome Maroilles con pane inzuppato nel caffè latte. E mi ha sorpreso, veramente buono, tanto che Régis e Muriel mi hanno regalato un pezzetto. Il resto della giornata è stato molto scorrevole e ci siamo concentrati soprattutto nel trovare un modo per evitare che la schiena di Marta si sforzasse eccessivamente. Quindi abbiamo provato a creare dei bastoncini da passeggio e abbiamo deciso che ogni giorno porterò io il suo zaino per 4-5 km. Buon appetito!